Presentazione del Giro d'Italia 106 da Milano, penultima tappa, 27 maggio 2023, Tarvisio Monte Lussari. Oggi è una giornata particolare perché più o meno 20 anni fa di questi tempi Enzo Cainero venne a Milano a presentare il suo Zoncolan. Prima salita da Sutrio era il 2013, no, era il 2003, magari fosse stato il 2013, poi ci torniamo al 2013, 20 anni fa. Qui oggi c'è il figlio Andrea Cainero in rappresentanza del papà che sta vivendo un momento difficile. Per lui è una giornata molto intensa, carica di significati, vero? No, è molto vero. Io dicevo prima, mio malgrado sono qua perché naturalmente avrei voluto ci fosse mio padre. In questo momento diciamo è al pit stop, chiamiamolo pit stop, ci sono io, non pretendo di sostituirlo perché per certi versi lui è insostituibile, però ecco, cerco di rappresentarlo nella migliore maniera possibile. Come dicevi tu, 2003, la prima tappa organizzata da lui in Friuli del Giro d'Italia sullo Zoncolan da Sutrio, 2023 Monte Lussari. Direi che sono 20 anni che si aprono bene e finiscono ancora meglio, direi. Ci sono tutte le premesse per fare una tappa incredibile, storica, e io ci lavoro per quello che posso, anzi lo faccio veramente con passione per questo sport, per il ciclismo e per il Giro d'Italia che ha dato tanto al Friuli come il Friuli ha dato anche al Giro d'Italia. Sindaco, nel 2013 il Giro d'Italia arrivò al Vajont, a Erto e Casso. Anche quest'anno ci sarà una tappa che partirà da Lungarone, dedicata per ricordare le vittime della tragedia del Vajont a 60 anni da quella immane tragedia, ma quella tappa partì a Cave del Predi 10 anni fa. 10 anni dopo avete fatto ancora meglio. Io ero vice sindaco quell'anno 2013 e già quello è stato un grandissimo evento perché comunque era una tappa disegnata dall'ingegnere Di Santo che era di Cave del Predi e dove si voleva dare un grande significato su quella di una comunità che nel 1990 ha chiuso la miniera e quindi Cave è stato per noi un punto di riferimento di quel Giro d'Italia. Adesso andiamo oltre, andiamo a raggiungere un sogno che è quello che Enzo Cainero ha voluto in questi anni, abbiamo lavorato e stiamo arrivando al risultato. Lo faremo in questo momento senza di lui, sicuramente lo avremo alla fine di questo percorso perché Enzo dovrà essere con noi il 27 maggio sul Monte Lussari a coronare questo grande evento, questa grande manifestazione. Direi che il sindaco ha fatto l'augurio migliore, no? Assolutamente sì, ovviamente me lo auguro anch'io e ripeto, no? Però questa volta lavoriamo noi per lui. E lui si potrà riposare di 27 maggio 2023, 18 km, i primi 10 dei quali su una pista ciclabile, che è un po' il vanto e anche il grande futuro di quella terra dal punto di vista economico e turistico, e poi 8 km di splendida scalata, arrivando al santuario con un po' il crocevia di Tre Popoli e al centro dell'Europa. Anche un messaggio di pace, vero? Certamente, certamente perché il Monte Lussari è il simbolo della convivenza dei tre popoli, è il simbolo del pellegrinaggio di tre popoli che si ritrovano su quel santuario per portare i valori della pace. E noi come amministrazione comunale siamo contenti che questo messaggio arrivi in questo momento difficile per l'intera Europa e per l'intero organizzazione mondiale, perché le guerre sono sempre una bruttissima cosa e questo messaggio di pace che deve partire dal Monte Lussari credo che sia il posto migliore per poterlo portare e proporlo a tutto il popolo del Giro d'Italia.